Il glifosato è ovunque, anche dove non immagini. E effettivamente alcuni dati dimostrano che c'è un'associazione nei coltivatori con un tipo di neoplasia che si chiamano linfomi non Hodgkin. Se chi lo utilizza tutti i giorni sviluppa problemi, allora dobbiamo porci una domanda. La vera differenza che c'è fra il grano nordamericano e anche quello ucraino sono, diciamo, contaminate in maniera importante sia da glifosato sia dagli antimicotici che E non si tratta solo di un singolo trattamento, ma di tutto quello che può arrivare lungo la filiera, tra coltivazione, conservazione, trasporto. E infatti studi ambientali mostrano pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee, tra cui anche il glifosato, ritrovato in percentuali importanti. E allora la vera domanda è: quanto accumuliamo ogni giorno? Perché il problema potrebbe non essere quello che pensi.